andare senza preoccuparmi. Stamattina alla radio hanno dato la canzone che cantavi sempre tu, hai voluto farmi sentire la tua presenza, mi mancherà il tuo sorriso e la tua carica, il tuo esserci sempre, eri gentile e disponibile con tutti, eri così uguale a me, gemello diverso, avevi sempre una soluzione a tutto, ottimista, una persona splendida. Affida ai social il ricordo commosso e doloroso di Daniele Sanapo, l'amico del cuore. È proprio sui social che la notizia della morte prematura del lagunare 39enne è rimbalzata fino a smuovere racconti e ricordi di chi Daniele lo conosceva. Ha perso la vita in moto, un incidente contro un furgone che non gli ha lasciato scampo. Per il lagunare, in forza al reparto di fanteria d'assalto anfibio dell'esercito italiano di Mestre, non c'è stato nulla da fare. Profondo il cordoglio dei tanti che conoscevano Daniele Sanapo. Oltre all'amore per la divisa, condivideva con gli amici e le persone che gli erano vicine la passione per la musica. Nel tempo libero suonava come DJ al locale Il Mundo di Marcon, città dove viveva con la famiglia. Daniele lascia la compagna Tamara e 2 figlie di 8 e 11 anni. Dalla famiglia dell'esercito la vicinanza si esprime attraverso una raccolta fondi organizzata dall'Alta Presidenza Nazionale dei Lagunari. In questo momento di dolore così profondo, dichiara il presidente Pierangelo Zanotti, tutta la nostra associazione si raccoglie attorno alla famiglia di Daniele. La sua scomparsa ci ricorda ancora una volta quanto siano forti e autentici i vincoli che uniscono chi ha condiviso e continua a condividere i valori della specialità lagunare. Oggi più che mai sentiamo il dovere di trasformare il nostro cordoglio in una presenza concreta e solidale. I funerali sono ora nelle mani del reggimento, già in contatto con l'amministrazione di Marcon per l'organizzazione delle esequie. Intanto gli amici si stringono attorno ai ricordi.